Padre Pio appare ad una giovane madre. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi una vicenda veramente incredibile che vi farà sicuramente emozionare come ha emozionato me. La vicenda riguarda una giovane madre la quale lo scorso anno si era sottoposta ad un intervento chirurgico. Purtroppo, in seguito a tale intervento, questa giovane madre ha avuto una gravissima infezione che l'ha fatta entrare in coma e poi, le sue condizioni si sono aggravate, poiché, questa giovane madre poi è andata incontro ad un secondo coma e purtroppo, le sue condizioni erano veramente disperate e i medici infatti, temevano per la sua stessa vita e anche se questa giovane madre si fosse salvata, avesse recuperato la lucidità, si fosse svegliata dal coma, le sue condizioni fisiche erano molto compromesse a causa dell'infezione che aveva interessato numerosi organi, quindi avrebbe vissuto sicuramente, secondo una qualità di vita molto precaria. Ecco che, però, a un certo punto è accaduto un vero e proprio miracolo, perché, questa giovane donna era ormai in preda ad un secondo coma, le sue condizioni erano disperate e a un certo punto c'è stato un risveglio. Quindi questa giovane donna si è risvegliata, ma la cosa più straordinaria è che si è risvegliata perfettamente sana, senza riportare alcun tipo di danno in nessuna parte del corpo. Gli organi erano perfettamente sani, come se non fossero mai stati intaccati dall'infezione. Le analisi del sangue erano perfette, non c'era nessun tipo di danno, non ha dovuto fare nessuna, terapia, di riabilitazione, perché sappiamo infatti che chi esce dal coma deve fare dei corsi, per imparare, no, di nuovo a parlare. Questa donna parlava perfettamente, si è anche pettinata, truccata, aggiustata da sola senza l'aiuto di nessuno. E chiaramente tutti sono rimasti senza parole perché nessuno si aspettava una guarigione, così, cioè una guarigione prodigiosa, perché il destino di questa donna sembrava segnato e qualora fosse uscita dal coma sarebbe stata sicuramente condannata a vivere in condizioni di vita molto, molto, molto difficili e precarie. Ma come è stato possibile un evento del genere? Ebbene, racconta questa stessa, giovane donna, questa madre, che cosa è successo e che cosa ha visto mentre era in coma. Questa giovane ha detto di aver visto Padre Pio e di aver sentito la sua voce. Infatti Padre Pio, mentre questa giovane donna era in coma, le sarebbe apparso e le avrebbe sussurrato di tornare in vita perché non era ancora giunto il suo momento. Ecco che addirittura questa ragazza ha affermato, nel momento in cui si trovava in coma, di aver visto perfettamente il suo corpo dall'alto, quindi ha percepito il momento in cui la sua anima si è staccata dal corpo e ha visto il suo corpo dall'alto. Sentiva che si stava librando verso l'alto e proprio in quel momento che le è apparso Padre Pio le ha sussurrato di tornare in vita, perché il suo momento non era
ancora arrivato. Ella ha potuto percepire distintamente la voce di Padre Pio e ha visto il momento in cui Padre Pio ha rimesso la sua anima nel corpo ed ella, risvegliandosi, ha sentito un profumo di rose fortissimo, intenso, e le ha anche viste. Ha descritto queste rose, ha detto che erano di color rosa. Ma Padre Pio non si è limitato a dire a questa donna di tornare indietro e a rimettere la sua anima nel suo corpo e a dirle che non era ancora giunto il suo momento. Le ha anche rivelato il significato di tutta quella sofferenza che aveva dovuto affrontare. Le ha detto che lei era stata scelta per mandare al mondo un messaggio di fede, per riavvicinare alla preghiera tante persone atee o che avevano perso la fede. Quindi le sue sofferenze, tutte le sue tribolazioni sono servite a fare in modo che attraverso la sua guarigione miracolosa l'umanità potesse riavvicinarsi alla fede, questa umanità smarrita che sembra essere diventata incapace di credere e di pregare, che sembra vivere solo e esclusivamente di cose materiali. Ecco, questa ragazza è stata scelta questa giovane madre per dirci che la preghiera fa miracoli, che la fede è la più grande risorsa che si possa avere nella vita al di là delle cose materiali e che nella nostra vita dobbiamo sempre dare la precedenza alla fede e alla preghiera per risolvere i nostri problemi, perché nulla è impossibile a Dio, neanche un risveglio dal coma e neanche una guarigione completa e totale da tutti i mali che ci affliggono. Facciamo tesoro della storia di questa giovane madre e preghiamo, rendiamo sempre più fervorosa la nostra fede e la nostra preghiera.